Il blitz è scattato all'alba, la polizia ha arrestato il capobanda, un 41enne originario della Campania, 6 le persone indagate, tutti sono pluripregiudicati. Si tratta di rapinatori trasfertisti che da Napoli raggiungevano il Veneto e il Friuli Venezia Giulia e mettevano a segno rapine, furti ed estorsioni. Si trattava di un gruppo, snello, trasfertista, con soggetti tra di loro intercambiabili a seconda del tipo di lavoro, tra virgolette, trovavano la persona che aveva determinate caratteristiche. Le forze dell'ordine li tenevano sotto controllo da tempo quando hanno deciso di intervenire. Dal contesto investigativo era emersa l'imminenza relativamente alla commissione di un'altra rapina a mano armata, di questo siamo certi, e non ancora localizzata come obiettivo, però certamente di imminente consumazione. E a questo punto, per ovvie ragioni di incolumità pubblica e di sicurezza delle persone, è chiaro che non potevamo più aspettare. Malviventi pronti a tutto. A vario titolo è stata emessa un'ordinanza restrittiva proprio per una rapina a mano armata commessa a Mestre, si è contestualizzato anche un furto, un grosso furto del 2015 e c'è tanto materiale investigativo che adesso sarà approfondito e probatorio proprio dagli stessi investigatori della squadra mobile. Sarebbero loro gli autori di un grosso furto a Pordenone durante il quale furono rubati diversi quadri di pregio per un valore di 300.000 euro. Non solo, ma dopo il colpo iniziarono a richiedere grosse somme alle vittime per poter riavere i quadri. E sarebbe stato proprio il capobanda invece a mettere a segno una rapina a mano armata lo scorso 29 agosto al Compro Oro di Mestre. Il 41enne, casco in testa, entrò nel negozio e puntando una pistola contro la titolare si fece consegnare la borsa, il portafoglio e il denaro contante. Le squadre mobili di Pordenone e Venezia, Napoli e Varese hanno messo in atto nelle ore scorse una serie di perquisizioni nelle abitazioni dei 6 complici. Arrestato invece il 41enne e trasferito nel carcere di Poggioreale a Napoli.